Amici di Fuori Gioco, quando a parlare non è solo il campo, buonasera da Francesco Casicci, un minuto dopo le 21, sempre in rigorosa diretta per quello che è la nostra 15ª puntata di questa stagione che oggi non interferisce minimamente con partite e di campionato e di Coppa dei Campioni, quindi martedì libero un po' per tutti gli sportivi, forse un unicum direi assoluto come il rientro anche di Davide Cicero. Buonasera Davide, dagli uffici di Tornei Giovani in Sicilia, ciao! Ciao Francesco, buonasera. Sì, finalmente siamo riusciti a coniugare tutti i vari impegni tra famiglia, lavoro e quant'altro per essere di nuovo presenti in questo martedì, tra l'altro con due ospiti che assolutamente stanno facendo da diverse stagioni la voce grossa nel panorama della calcistica della Sicilia orientale, e quindi ci siamo pronti, carichi per questa ennesima puntata. Assolutamente sì, e allora andiamo subito nel presentare quelli che sono appunto gli ospiti allenatori qualificati del nostro panorama giovanile, mentre abbiamo un po' condiviso nelle nostre pagine, ricordiamo sempre online su WeSport, Fuori Gioco, Tornei Giovani di Sicilia, abbiamo il mister dell'Under 15 Elite che sta volando in testa alla classifica, girone B orientale, mister Costantino Forcellini. Buonasera mister. Ciao Francesco, ciao Davide, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Tecnico della appunto compagine Aretusea, Siracusa Calcio, che è anche campione in carica del campionato Elite. Lo scorso anno, ricordiamo, tenutosi per la prima volta nella storia del calcio siciliano. Ovviamente puntate a confermarvi, mister, ma ne parleremo tra pochissimo. Ho da presentare anche il tecnico della categoria Under 14 della Ionia Calcio, mister Giovanni De Simone. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Mister, un attimino purtroppo un po' in down la connessione, speriamo di sentirti bene. Tu ci senti? No, mi sa che c'è qualche problema, quindi speriamo di avere il tecnico appunto della Ionia Calcio per questa prima mezz'oretta. Mister Forcellini, è un Siracusa che ruggisce il leone, appunto, perché è in testa alla classifica nel campionato Under 15, quindi il campionato giovanissimi, dove avete comunque un vantaggio anche abbastanza discreto sulle inseguitrici. Nella categoria Under 17 siete al terzo posto, ma siete molto vicini alle squadre che in questo momento stanno facendo il passo, sia Game Sport e New Eagles. Che campionato è? Che stagione è? Che storia è quella che state vivendo anche per questa stagione, per quest'anno? Francesco, se devo dire la verità, almeno per il gruppo Siracusa penso che sia una stagione finora importante che sta dando comunque molte soddisfazioni a noi allenatori, perché sì, noi nel gruppo Under 15 Elite stiamo facendo qualcosa secondo me di straordinario, che se ci avessero detto ad agosto nessuno ci avrebbe scommesso qualcosa. Ma l'Under 17 anche lì stanno facendo un gran lavoro, perché se vai a vedere la classifica, comunque col fatto che c'è il Catania fuori classifica, quindi punti che non prendi, punti che ti danno e che ti tolgono, a parità di partite se la stanno giocando là con le altre due società che sono attrezzate tanto quanto noi. Quindi sicuramente è anche per la crescita un po' di tutto il movimento aretuseo una stagione di conferma. Ricordiamo, lo scorso anno avete vinto il titolo, non è mai semplice imporsi, soprattutto quando ci sono squadre e dalla parte orientale e dalla parte occidentale che comunque hanno tanta qualità e anche storicità. Sì, Francesco, ripetersi, o meglio, ripetere l'impresa che è stata fatta l'anno scorso è veramente una cosa complicata. Però se ti ricordi bene, l'anno scorso quando siamo incontrati a Terrasini al torneo, avevo elogiato il lavoro di tutte le società retusee, perché l'anno scorso la provincia di Siracusa, secondo me, nel settore giovanile è stata importante, sia nei gruppi Under 19, nei gruppi Under 17, nei gruppi Under 15, mostruosa. Quindi lo sai, noi siamo ripartiti quest'anno con questa nuova collaborazione fra le due società, Accademia e RG, in collaborazione con il Siracusa, e quindi abbiamo sposato questo nuovo progetto che, credimi, all'inizio non era facile.
riuscire a coinvolgere, a strutturare, organizzare bene tutte cose è stata veramente un'impresa. Onestamente lì grande merito vanno alla società Siracusa, ma Cristian Mano, Gigi Calabrese e il direttore Guglielmino, che fanno un lavoro incredibile per cercare di non far mancare niente a nessuno. Non è facile, Davide Cicero, Siracusa che assorbe ovviamente un po' tutte quelle che sono le competenze, ma anche e soprattutto i talenti che orbitano attorno a una provincia comunque molto importante e che il prossimo anno potrebbe anche ritrovarsi tra i professionisti, lo abbiamo detto, lo abbiamo più volte anche ribadito, sarebbe un grande upgrade per il calcio siciliano, ma in questo momento rimanendo sul focus, Siracusa tra le società elite nel calcio comunque regionale, Davide Cicero. Sì, Siracusa, che è la quarta città della Sicilia per numero di abitanti e tra le primissime per storia, tradizione, non solo sportiva, merita di stare assolutamente dai professionisti. Spero da siciliano che riesca a dare la possibilità ad altri 80-85 ragazzi siciliani di poter disputare i campionati nazionali tra Primavera 4, Under 17 e Under 15. Sarebbe una bella valvola di sfogo non solo per Siracusa città, ma anche per tutto l'Interland, per tutta la provincia e tutto il sud-est della Sicilia, che ha tanta fame di calcio. Poi ovviamente la cosa importante, penso che tramite il presidente Ricci sia possibile farlo, non è solo arrivare tra i professionisti, ma mantenere la categoria e fare la Serie C in maniera seria, non come avviene in altre piazze in giro per l'Italia, anche per la Sicilia, e soprattutto evitare di ripetere gli errori del passato che sono stati commessi anche a Siracusa. Lo sanno bene il presidente Ricci, lo sa bene tutto lo staff che sta coadiuvando il presidente in questa cavalcata, speriamo trionfale. Dopo che lo scorso anno abbiamo avuto il Trapani sul primo gradino del podio del girone I di Serie D, e devo dire che stanno continuando a fare bene, non tanto con la prima squadra dove ci si aspettava di più, ma sicuramente col settore giovanile e con la scuola calcio, che stanno crescendo, hanno in mano tutte le carte regola per fare bene. Ricordiamoci che il Trapani è una vera e propria polisportiva e prima in Serie A di basket, la stessa società, sempre diretta dal presidente Antonini, prima per la prima volta nella storia del basket siciliano, una società della nostra isola, e prima nel campionato, a questo punto del campionato di basket. È bello vedere quanto entusiasmo c'è nella piazza di Trapani, speriamo che vadano meglio anche con la prima squadra. Giovanni Di Simone, di vederti ti vediamo, speriamo anche di sentirti anche abbastanza bene. Buonasera Ciccio, mi senti? Sì, ti sentiamo mister. E allora, anche continuando un po' e proseguendo il filone appunto di cui stiamo parlando, in questa primissima parte è chiaro che il Siracusa sposta anche equilibri nel versante orientale, considerando anche che di professionismo la Sicilia orientale in questo momento vanta Catania e Messina, e che comunque è sempre opportuno, oltre che stabilizzarsi, anche aggiungere se possibile, per quanto ottimo lavoro stia facendo appunto la Ionia Calcio a riposto e un po' in tutta la zona ionica etnea. Sì, certo, andarsi ad inserire in questo, diciamo, in questo parte di Sicilia non è facile, andarsi ad imporre anche nelle categorie elite è sempre difficile, però si cerca di lavorare anche sul territorio, anche insieme con la Ionia, insieme con la Dorsale, si cerca di creare qualcosa in sinergia e insomma, grazie anche alla collaborazione, far crescere i nostri ragazzi nel migliore dei modi. Chiaramente questa collaborazione porta a un numero magari maggiore dove poter attingere ad altri ragazzi, non solo della zona ionica ma anche del catanese, quindi ragazzi della Dorsales che magari vanno ad inserirsi in un contesto dove hanno la possibilità di fare campionati elite e campionati regionali, e quindi confrontarsi magari con situazioni diverse e alzare chiaramente il livello anche personale. Come tu sai, il confronto è la chiave di tutto, quindi poi poter fare un campionato elite comunque dà la possibilità a tanti ragazzi di confrontarsi nel migliore dei modi. Ecco, può Questo è essere uno sfogo l'obiettivo. ulteriore, mi riferisco, mister, alla domanda di poc'anzi, cioè dare o poter dare, ma anche giovani di livello, oltre che
anche possibilmente a squadre delle massime serie, anche a squadre comunque limitrofe come per esempio Catania o Siracusa o Messina. Ma poi alla fine si cerca e si dovrebbe lavorare per questo, cioè per cercare di mandare un giovane a dove meglio può collocarsi. E fa piacere poi vedere ragazzi magari arrivare al Catania, o magari andare fuori a giocare e a confrontarsi comunque in un livello professionistico ed essere passati dalle nostre parti o averli allenati nel corso degli anni. Per un istruttore, un formatore, è il più grande orgoglio che ci possa essere alla fine. Lavoriamo per questo, l'obiettivo deve essere questo, non magari vincere la partita o il torneo di turno, ma bensì lavorare, migliorare il ragazzo che viene e cercare di migliorarli tutti, perché nelle nostre realtà, bene o male, i ragazzi vengono suddivisi in tante categorie, in tante società diverse poi alla fine, quindi riuscire poi a crescere anche il ragazzo magari un po' più indietro oggi, tra 2 o 3 anni, portarlo a un livello superiore è importante, perché poi alla fine le squadre sono fatte di 18-20 ragazzi e nel territorio catanese ci sono tantissime società, quindi non è facile poi avere tutti i ragazzi di livello, quindi partire dalle basi, confrontarsi, farli crescere e poi portarli magari a categorie superiori, campionati nazionali o addirittura primavere o prime squadre importanti, questo è l'obiettivo. E poi Assolutamente. ricordo non c'è solo la Serie A, ci sono anche altre categorie di cui ci dimentichiamo, magari Serie B, Serie C, anche la Serie D, voglio dire, molti ragazzi hanno la possibilità anche grazie anche comunque al cammino che si potrà creare nel corso del tempo, di arrivare su. Non tutti arrivano allo stesso modo. C'è un campionato, quello in particolar modo appunto orientale dell'Under 15 Elite, che sta piacendo perché c'è un equilibrio soprattutto in alcuni ingressi, zona playoff ma anche zona playout. Mister Forcellini, è chiaro che i vostri ragazzi si stiano divertendo perché sono in testa alla classifica, hanno solo perduto una partita, una delle 15 fin qui disputate, però poi vediamo comunque soprattutto dal terzo posto fino praticamente al settimo, comunque squadre che sono distanziate di pochi punti. C'è la Fair Play che comunque dietro di voi ha messo un po' di distacco anche sulle altre squadre, GameSport e Catane, però in generale comunque ci danno sensazione di essere partite comunque molto avvincenti. Sì, Francesco, non ti nascondo che comunque sì, 14 vittorie in 15 partite è un percorso che nessuno si immaginava, ma che non è stato facile, onestamente, perché tutte le squadre che abbiamo incontrato, levandone una purtroppo, che è il Milazzo, che è destinata giustamente a perdere la categoria, però con le altre abbiamo sempre battagliato in maniera corretta, leale, ed è veramente difficile mantenere questo ritmo. Anche domenica scorsa siamo stati a giocare a Capodorlando e giustamente ora iniziano a conoscere anche noi Siracusa e quindi lo sai, nelle partite ci tengono a fare la partita e quindi viene difficile per noi riuscire a trovare a volte delle situazioni, però i ragazzi veramente stanno facendo un grande campionato e sotto di noi onestamente quelle che sono Torregrotta, Catanè, Team Sport Millennium, la Dream, la Game, sono tutte squadre attrezzate e che comunque fino alla fine lotteranno per agguantare i playoff. E per quanto riguarda invece i playout che tu dicevi, anche lì battaglieranno, sono convinto, fino all'ultima giornata per evitare di fare prima i playout e poi di salvare la categoria, perché sono tutte squadre allenate bene e squadre che vogliono dire la loro fino alla fine della stagione. È chiaro, in questo senso comunque le squadre che stanno battagliando appunto sono New Eagles, Real Trinagria, tra queste c'è anche la Ionia Calcio, mister De Simone. Evidentemente il collega Walter Muscolino deve comunque fronteggiare questa situazione dove la classifica comunque recita un ruolo anche formativo, mister. Noi spesso a fuorigioco l'abbiamo parlato, dobbiamo anche inseguire il risultato, non necessariamente attraverso una formula e una forma
ossessiva, però è chiaro che anche l'aspetto della classifica, promozione, in questo caso non ce n'è, c'è un playoff, però la retrocessione dà comunque evidentemente un valore, attribuisce un valore anche al lavoro della società, anche alla stessa crescita dei ragazzi. Sicuramente la classifica è lo specchio poi alla fine di quello che è la verità, perché poi parla il campo e c'è una classifica, ci sono i risultati e bisogna confrontarsi anche con questo, quindi mettere anche i ragazzi al cospetto che non c'è solo la parte positiva, ma anche c'è anche quella tra virgolette negativa, quindi c'è sia il bello che il brutto, tra virgolette sempre. Quindi comunque è formativo anche questo, voglio dire, quindi con questa Formula Elite magari si è alzato un po' il livello e si cerca di fare il meglio, però la crescita è una crescita che viene dalle basi, come ti dicevo prima, cioè cercare di creare gruppi dove poi numerosi, dove poi tu puoi arrivare all'elite e giocartela insomma fino alla fine, voglio dire, noi ce la giocheremo fino alla fine sicuramente. I margini per uscire da questa situazione penso ci siano tutti e comunque ci sono ancora tanti scontri diretti lì dietro che almeno la Ionia deve ancora giocare, dobbiamo giocare ancora con Meridiana, quindi è uno scontro diretto con la Trinacria, con la New Eagles, quindi diciamo il calendario è tutto dalla nostra parte, adesso sta a noi dimostrare di poter risalire la china tranquillamente, penso alla fine a partire anche da Assolutamente. sabato con la Catanese, voglio dire, è una partita che comunque si giocherà fino alla fine, secondo me, sarà molto equilibrata. Partita tra l'altro molto importante, Catania che viene da una sconfitta anche abbastanza pesante nella sfida del Bonito Somma contro la Team Sport Millennium. Davide invece nel girone occidentale si è assistito al sorpasso perché il CUS Palermo ha perduto contro l'Aurora Mazzara, ne ha approfittato l'Academy Palermo che per lunghi tratti è stata anche in vetta. Inseguono comunque squadre blasonate come Calcio Sicilia, Academy Panormus, la Fortitudo Bagheria in questo senso come l'Atena sono appena un passo dalla zona playoff che comunque ancora potrebbero raggiungere. Sì, un girone palermocentrico perché le grosse società palermitane che possono attingere un grosso bacino d'utenza e anche di impianti sportivi di proprietà sicuramente riescono a fare bene e non è un caso che appunto si trovi in queste situazioni di classifica e tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane sempre più a fuori gioco, ci sono tanti grossi centri della Sicilia occidentale che hanno perso la possibilità di avere il titolo elite. Basti pensare che la città di Sciacca non ha un titolo elite, la città di Marsala non ha un titolo elite, a Trapani sostanzialmente si è andato tutto ad aggregare al Trapani stesso, Alca un altro grosso centro che non ha nulla, Termini Merese, è una situazione che poi ovviamente porta a far sì che i migliori calciatori vadano a giocare nelle principali società dei capoluoghi di provincia, anche come l'Atena Agrigento o soprattutto nel Palermitano. Ci sono anche tante realtà, Calcio Sicilia, Academy Palermo, Panormus, lo stesso Fortitudo Bagherie, che riescono ad accentrare a sé calciatori che fanno anche grossi sacrifici, 40, 50, 60 se non più chilometri ogni allenamento per andare a disputare un campionato elite che ad oggi è la massima espressione del campionato giovanile dilettantistico siciliano e quindi sicuramente non è semplice. I grossi gruppi che CUS Palermo secondo me è la società che su Palermo e dintorni negli ultimi 3-4 anni ha avuto una crescita esponenziale, anche l'Accademia Palermo che è una matricola nata da pochissimo con gente dietro di assoluta esperienza sta facendo bene, soprattutto con l'Under 15, un po' meno con l'Under 17 dove al momento sono in zona retrocessione, però sicuramente un progetto che parte dal basso e soprattutto con i gruppi della scuola calcio vanno benissimo in un futuro roseo. Calcio Sicilia è inutile commentarlo perché la conoscono ormai fino al Polo Nord ed è una realtà veramente importante. Ecco, proprio la città metropolitana di Palermo, in questo caso la provincia, garantisce la bellezza di 41 gruppi tra elite e regionali. In questo senso Siracusa soltanto 8, mister Forcellini. La ragione si può in parte, diciamo così, spiegare anche perché avete assorbito voi probabilmente questi gruppi, a discapito quindi evidentemente di forze, società
che o non ci hanno provato o sono rimaste, tra virgolette, fagocitate un po' dal sistema. È meglio avere squadre che possano sintetizzare, quindi con un lavoro di simbiosi, un'alchimia dove probabilmente la somma fa il totale, e l'Accademia Siracusa, ossia il Siracusa assieme all'RG, hanno prodotto quest'unione, oppure ognuno per la sua strada, è meglio così? Io, Francesco, penso che onestamente questa collaborazione iniziata quest'anno è stato un bene per tutti quei ragazzi che già facevano parte di questi gruppi, e per quelli magari dell'Interland Retuseo che, affascinati, incuriositi da questo progetto, si sono avvicinati, e quindi diciamo è stato più semplice riuscire a creare, a formare dei gruppi abbastanza omogenei. Magari la possibilità, siamo solo 8 categorie come tu hai detto, è data anche da una piazza che comunque non è una metropoli come Palermo o come Catania, dove possono contare su un bacino di ragazzi più importante. Però penso che il movimento siracusano in genere sia in continua crescita da qualche anno a questa parte, e sono convinto che in un paio di anni, 2 o 3 anni, altre società appena nate o che magari negli anni hanno perso le categorie regionali riusciranno ad entrare nel giro delle categorie importanti. Davide Cicero, tu in questo sei particolarmente sensibile, soprattutto alle statistiche. Spiegami come Palermo praticamente abbia 41 gruppi, Catania ne ha soltanto 27, addirittura Messina praticamente si equipara, credo anche giustamente, perché praticamente entrambe le province hanno di fatti lo stesso numero di squadre, una più, una meno. Bisogna, per arrivare al quarto posto sostanzialmente, attendere sostanzialmente Trapani, che tu avevi quasi così messo un attimino di lato, che ne porta comunque 15. Sì, Palermo sicuramente ha dalla sua il fatto che è la provincia con una popolazione maggiore rispetto alle altre, non tanto distante da Catania, più o meno sono 1 milione ciascuno, sia Palermo che Catania. Poi ci sarebbe anche da capire il come puoi accedere al campionato Elite. Su Messina è più semplice, Messina intesa come provincia in sé, perché ci sono dei campionati provinciali sia nel lato tirrenico a Barcellona Pozzigotto, sia nel campionato ionico affidate alla delegazione FIGC di Messina, che fa sì che ci siano molte più squadre che accedono al campionato regionale, e ci sono interi gironi di messinesi che con molta più semplicità rispetto a Catania, che se la deve spesso giocare con le stesse messinesi o con le siracusane e le ragusane, o addirittura con gironi con squadre nissene e squadre ennesi, sicuramente Palermo e Messina sono maggiormente premiate proprio sotto il punto di vista della composizione dei gironi. Ad esempio a Palermo quest'anno sono 41, l'anno prossimo è difficile che diventino tante di meno, perché un tot saliranno dal campionato regionale, che ci sono 2 gironi che sono interamente palermitani, quindi anche se dovesse scendere una palermitana dall'elite ne salirà un'altra regionale. Lo stesso non succede a Catania. Siracusa è effettivamente una provincia che, in base al quasi 500.000 di abitanti che ha molte meno squadre nel campionato elite, ne ha tante tra i regionali. Penso che sia mancato in questi anni tantissimo l'apporto di progettualità seria e lungimirante in grossi centri come Avola, come Noto. Ovviamente si fa fatica nell'entroterra, è tanto quello che riesce a fare il Palazzolo Acreide mantenendo i titoli regionali. Anche a Lentini ci sono state delle situazioni che hanno portato a uno stravolgimento in seguito al fallimento della Sicura Leonzio, perché ricordiamo che Lentini aveva la Serie C e l'ha tenuta per 3-4 stagioni consecutive in maniera importante. A Siracusa manca l'entroterra fondamentalmente. Manca l'entroterra, mancano i comuni della provincia, Augusta non è una squadra regionale da non so nemmeno quante stagioni, Priolo. Ci sono grossi centri che purtroppo, un po' per difficoltà logistiche, un po' per campanilismo, un po' perché all'interno degli stessi comuni si microframmentano i gruppi in 3, 4, 5 scuole calcio, ovviamente si va a disperdere la capacità anche di poter fare investimenti. Ripeto, ci sono stati anche grossi problemi sull'impiantistica sportiva in tanti di questi comuni. Ad esempio Augusta adesso tra pochi mesi avrà finalmente un campo di calcio a 11 in erba sintetica, finalmente.
sono anche comuni dove giocare su campi in terra per tanti anni è stato proibito perché non sono campi in terra, sono campi in terra più pulviscolo altamente cancerogeno derivante dall'inquinamento delle raffinerie, parlo di Priolo, di Merilli, della stessa Augusta, quindi è una situazione un po' particolare, purtroppo ne hanno sofferto tutti, Floridia o Sortino, pensa Sortino, la P di Sortino sono stati 5 anni senza campo sostanzialmente. Adesso però ci sono i campi. Adesso però hai nominato posti come Avola, Sortino, mister Forcellini, i campi ci sono. Peppe Angeli, che è il direttore, interviene, ci saluta, un saluto a tutti voi, ma lasciatemi il migliore dei mister, il mio amico Costantino Forcellini, un abbraccio a tutti voi, salutiamo Peppe Angeli che è il direttore dell'Avola. Mister, ha ragione Davide, manca l'entroterra. Sì, Francesco, manca l'entroterra, però come tu hai detto oggi ci sono gli impianti, ma per un decennio c'è stata carenza di impianti, ma molti impianti. Pensa che ancora Floridia o Solarino sono senza impianto sportivo, in sintetico. Sortino l'hanno rifatto, Pachino, Portopalo, è proprio l'Interland a Retuseo che ha carenza di impianti. E capisci che purtroppo oggi, il ragazzo non è abituato al campo di terra battuta, preferisce andarsene a Siracusa, si fa 50 km, 60 km, si può fare il campionato regionale, però trova l'impianto adeguato, la struttura, e poi anche perché magari negli anni nei piccoli paesi, nei vari centri extra siracusani, si sono frammentate troppe le società. Magari prima a Floridia ce n'erano 2 società, ora te ne ritrovi 4-5. Ad Avola c'era una società, ora te ne ritrovi 3-4. La stessa cosa vale per altri comuni, e quindi capisci che la qualità viene dispersa in 3-4 scuole calcio. È chiaro. Quindi è vedi, chiaro. quando parlavamo poco fa di questa collaborazione che è nata quest'anno, è stato un gran vantaggio per noi. Un gran vantaggio perché riesce a fare dei gruppi veramente importanti, di qualità, senza trascurare niente e nessuno. Lasciatemi proprio su questo aspetto coinvolgere Giovanni Di Simone, tecnico ovviamente degli Under 14, leva 2011 della Ionia Calcio, che ha vinto fin qui tutte le partite, andrà a destinare e vincere di fatti questo campionato, che è un campionato regionale nella sua accezione, poi di fatti praticamente provinciale, perché giocano quasi o per lo più squadre della provincia di Catania, con qualche squadra anche in effetti siracusana. Mister De Simone, voi avete fatto una unione tra Ionia Calcio, Dorsales ed Etnea Calcio Club, in un certo qual senso comunque voi avete fatto comunità di intenti, comunione di intenti. Abbiamo fatto comunione di intenti, come ti dicevo prima, proprio per questo, per fare sì che magari dare la possibilità a tutti i ragazzi di confrontarsi nel migliore dei modi nel campionato in cui merita di stare. Quindi adesso ci sarà anche l'impianto di Piedimonte, molto probabilmente, parlando quindi di impianti sportivi, che è un ulteriore passo in avanti per noi come Ionia, insomma, ed è un tassello fondamentale secondo me oggi per una società avere un impianto sportivo all'avanguardia, almeno in sintetico voglio dire, quindi perché come si diceva prima un ragazzo preferisce andare a giocare in una società dove magari ha il campo sintetico pur di non andare a giocare su un campo in terra, quindi ormai i tempi sono cambiati, dobbiamo adeguarci anche a questo tipo di soluzioni e di situazioni, quindi avere un campo sintetico, avere una struttura, avere ti porta altri ragazzi, ti porta Mister, nel poter. perdonami, una domanda. Voi giocate quasi abitudinariamente a Luigi Averna di Torre Archidafi. In realtà lo stadio regionale di Giarre potrebbe essere forse un pochino più sfruttato. Avrete anche Piedimonte, avete anche Lingua Glossa. Torre Archidafi è un po' la vostra casa, siete sentimentalmente legati. Potreste fare anche sotto questo punto di vista un passaggio diverso anche per quanto riguarda le partite interne? Oppure siete proprio legati a questo campo? È anche una questione di esigenza più che altro. Il campo di Giare, lo stadio l'abbiamo utilizzato e c'è stata la risemina, è stato fermo un mese e mezzo, insomma, ci sono tante problematiche. È comunque un campo in erba vera e quindi va curato e trattato diversamente, cioè non una scuola calcio, giustamente, andare poi su un campo in erba vera diventa veramente complicato perché poi si piove, insomma, andare a fare cicli continui di allenamenti diventa deleterio. Avevamo Madonna degli Ulivi qualche anno fa
ed era all'inizio un campo in erba. In 2 anni di scuola calcio è diventato un campo in terra praticamente, perché la scuola calcio comunque oggi ha bisogno comunque di entra e esce una categoria, quindi un campo in erba vera non può supportare tutto questo. Qualche partita l'abbiamo fatta anche l'anno scorso nello stadio di Giarre, insomma, quando c'è la possibilità andiamo. Luigi Averna è un po' la nostra casa, insomma, ci ho fatto tante partite, per me ci sono anche bei ricordi su quel campo, quindi però è diciamo quello più sfruttato da tutte le società alla fine, perché diciamo come zona anche lì non c'è poco, non c'è un campo sintetico, quindi alla fine vuoi non vuoi finiscono tutte là poi le squadre comunque a giocare. Quindi la situazione degli impianti, insomma, apriamo sempre lo stesso discorso, siamo sempre qui a dire le stesse cose e rimarchiamo sempre le stesse problematiche, ma questo vale per tutte le società, cioè anche dall'elite all'ultima categoria. Ed è veramente un handicap troppo, troppo, troppo importante che non viene colmato in nessun modo e non si vede nemmeno la strada per colmarlo. Cioè, se il Catania deve andare ad allenarsi a Mister Bianco, voglio dire, stiamo capendo che abbiamo qualche problema grave da risolvere, E a giocare perché a Scordia. non si dà la possibilità ai ragazzi di crescere così, vero? Cioè, proprio diventa davvero difficile poi per una scuola calcio, per una società andare ad organizzare comunque turni di allenamento adeguati alla categoria, perché giustamente allenarsi poi sempre a metà campo, sì, va bene una volta, va bene 2 volte, va bene 3 volte, però poi diventa un problema. Avere quell'ora e mezza, esce uno, entra l'altro, così raccogli i palloni, prepara campo, cioè non è mai nemmeno 1 ora e mezza, poi alla fine si riduce operativi che uno può essere a 1 ora e un quarto di allenamento. E a Catania è così da tutte le parti, al Duca d'Aosta, insomma, tutti i campi sono strapieni. Raccogliamo, mister, questo sfogo tuo praticamente 7 giorni dopo lo stesso sfogo del collega Giovanni Garofalo, che aveva tuonato proprio più o meno con la tua stessa urgenza, con le tue stesse tematiche, con le tue stesse sostanziali parole. Quindi, mister, purtroppo possiamo solo, diciamo così, riportarle a chi di dovere, ma probabilmente non ci ascolterebbero perché il discorso andrebbe forse un po' troppo ampliato. Purtroppo andiamo anche noi verso la conclusione di questa prima parte. Mister De Simone, grazie ovviamente per i contenuti espressi, in bocca al lupo ai tuoi ragazzi e alla Ionia Calcio. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti. Grazie a mister Costantino Forcellini, mister, in bocca al lupo nella zona playoff, c'è il Siracusa da te allenato, sicuramente nelle fasi finali ci vedremo. Complimenti ancora. Grazie Francesco, un saluto a voi e a tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Grazie a Davide Cicero, a prestissimo anche a te Davide, ovviamente tanto febbraio, dal prossimo martedì parleremo molto dei tornei che ci saranno tra febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Sì, tra l'altro questo weekend saremo a Catania, meteo permettendo, per la quarta edizione del Santa Cata Cup, un torneo per far divertire tutti quanti i ragazzi della provincia di Catania e non solo. Poi ci vedremo con un appuntamento importante dal 21 al 23 di febbraio in Mister Bianco, la Coppa Carnevale, patrocinata anche dal comune di Mister Bianco. A proposito di impianti importanti, il Valentino Mazzola adesso un bel manto, una bella tribuna, spogliatoi adeguati, un'ottima struttura dove andremo a fare questo importante evento. E poi doppio appuntamento per Carnevale puro, vero e proprio, quindi il 28 febbraio, 1 e 2 marzo saremo a Taormina e a Crotone in contemporanea. Anche qui ci sarà tanta qualità, tante squadre professionistiche, anche alcune estere, e poi ci prepareremo per il torneo tanto sentito e tanto amato soprattutto a Siracusa, l'Angelo Guardo Cup, che si disputerà invece nella seconda metà di marzo. Benissimo, e allora lanciamo la Goal Collection dopo tutti questi tornei che sono stati un po' appunto da te citati. Goal Collection del girone I di Serie D, vediamo quello che è accaduto nel weekend che lancia ancora il Siracusa con 3 punti di vantaggio sulla Reggina, 6 sul Sambiase.
Il Siracusa vince nel segno ancora di Andrea Russotto in casa del Città di Sant'Agata, confermandosi in vetta alla classifica del Girone I di Serie D. Terzo successo consecutivo per l'11 Aretuseo, che precede in classifica la Regina, Corsara all'Aldo Campo grazie alla rete di Antonino Ragusa. Amaranto che occupano il secondo posto in solitaria, complice il passo falso del Sambiase in casa della Nissa. Le straordinarie parate di Giuliani non evitano la sconfitta agli uomini di mister Morelli, che reagiscono alle reti di Diaz e Rotulo con la rete di Ferraro. Inciampa anche la Scafatese, che non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Enna. Vittoria importante in chiave playoff per la Vibonese, che si impone in casa del Pompei per 3-0 sugli scudi Pietro Terranova, autore di una doppietta, in mezzo la parata di Bolzon dal dischetto su De Martino e la rete di Alagna che fissa il punteggio sullo 0-3. Divisione della posta tra Locri e Paternò, rossazzurri che la sbloccano dagli 11 metri con Guida, la ribalta il Locri con Fangua e Leveque prima del 2-2 definitivo siglato da Francia. Reti bianche tra Castrum, Favara e Licata, un passetto avanti che muove la classifica di entrambe, balzo sostanzioso in avanti per la nuova IG Virtus che si aggrappa ad un super trombino per piegare una Ciriale rimasto in 10 uomini. 3 punti di assoluta sostanza per la San Cataldese che batte l'Acragas per 4-0 sugli scudi Montaperto, autore di una doppietta, raddoppio di Tedesco e poker conclusivo di Gueye, ritornato alla corte di mister Piratella dopo l'esperienza al Canicattì. Si chiude qui la Goal Collection del 21esimo turno, appuntamento al prossimo fine settimana per un nuovo focus sul massimo campionato dilettantistico. Ed eccoci qua per questa seconda parte, eccoci qua tutti nel display, è una bellissima seconda parte. Entro subito nel parterre di presentazioni, partendo dal tecnico del Modica, mister Pasquale Ferrara. Buonasera mister, bentornato a Fuorigioco. Buonasera, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. Abbiamo il man of the match del Dalcontres Barone, Alfredo Trombino. Piacere. Buonasera, Alfredo. buonasera a tutti, piacere mio. Abbiamo il trequartista, il grande punto sottopunta Piero Concialdi, Athletic Palermo, primo in classifica nel girone A. Ciao Pierino. Buonasera a tutti, ciao Franci. A fare gli onori di casa, appunto, dagli uffici, o meglio, no, in grande serata relax, Claudio Costanzo. Ciao Claudio. Nella nostra sede distaccata oramai di Palermo. Esattamente, lavoriamo un po' ovunque, Messina, Palermo, un po' in tutte le latitudini della nostra Sicilia. Allora, parliamo un po' di quello che è stato questo weekend, concentrandoci, partendo sempre dalla Serie D, che comunque è il campionato di riferimento massimo dilettantistico siciliano, con questo Siracusa che ha espugnato Sant'Agata di Militello, un Sambiase che è caduto a Caltanissetta e una Regina che ha vinto comunque a Ragusa. Alfredo, per voi è comunque una vittoria importante perché vi permette di poter distanziare comunque ulteriormente alcune squadre dalla zona play-out. Siete in questo momento praticamente al centro della classifica. Sì, come hai detto tu, è stata una vittoria importante che ci aiuta a staccare, diciamo, le squadre che sono nella zona calda. Poi vincere fa sempre bene, come si dice, vincere aiuta a vincere. È stata una vittoria importante contro una squadra ben messa in campo, una squadra che nel girone di ritorno si è rinforzata parecchio. Sono stati penalizzati nel primo tempo dall'espulsione di Danfa e fortunatamente noi siamo stati bravi ad approfittarne e abbiamo portato a casa la vittoria. Claudio, tu eri al Dalcontres Barone, dove si respira comunque bell'aria e un'atmosfera sicuramente bella da diverso tempo, però è chiaro che contano i punti, conta la sostanza per poter dare anche l'infa a ragionamenti e anche ad una classifica che altrimenti poi, se no, diventa pericolosa. Questi 3 punti servivano. Anche perché è la prima volta che l'Egea vince 2 partite di fila in casa, e questa è una buona notizia per il nuovo tecnico. È intervallato tra l'altro da un pareggio a Enna. Sì, si respira un'area nuova dal Contres, perché se una volta era un campo particolarmente caldo in tema di tifoseria, eccetera, ora
la nuova politica societaria è quella di avvicinare più famiglie possibili, di curare il proprio settore giovanile, quindi diciamo che si respira un'area un po' meno isterica al campo, però c'è ancora quel senso di appartenenza. La gara è stata vibrante, anche se devo dirti non pensavo di trovare una Cireale così in difficoltà. Ovviamente è rimasto in 10 uomini dopo mezz'ora, però ho visto veramente una squadra scarica anche da un punto di vista mentale. Va sottolineato il fatto che Alfredo è entrato in campo febbricitante, per questo non ha giocato e ha spaccato la partita, ha fatto una doppietta, andò vicino alla tripletta, ora è il nuovo vice capocannoniere del girone di Serie D. Credo che l'IGE stia gettando le basi per fare qualcosa di importante, ecco, perché la società è giovane, ha peccato probabilmente anche di inesperienza, però ci sono tutte le componenti per fare bene e tornare a essere una società importante nel panorama del calcio siciliano. Tra l'altro mister Pasquale Ferrara è un barcellonese doc, è stato lui che ha dato via al progetto della nuova IG Virtus vincendo il campionato di promozione, allenandolo in eccellenza, poi in Serie D, quindi conosce benissimo la piazza, l'ambiente e sa quanto può dare Barcellona al panorama calcistico siciliano. Tu praticamente hai fatto la classica domanda che è un po' rubata, no? Mister Pasquale Ferrara, intanto ti fa piacere comunque vedere comunque una squadra, una piazza che comunque fa parte del tuo passato, fa parte della tua storia? Beh, diciamo che solo 24 anni di genialità sulle spalle. Posso dire che da ragazzino ho fatto giovanissimi allievi juniores Beretti da tesserato, poi 10 anni di secondo allenatore in C, poi altri 6 anni fra prima categoria, campionato e coppa, promozione come vittoria, serie eccellenza D, solo 24 anni di tesseramento, se possono bastare. Però possiamo dire che non sono tutti uguali gli anni. No, assolutamente no, ogni anno fa parte, come tutti i campionati non sono mai uguali, ogni anno è una stagione diversa per tante situazioni. Trombini è arrivato, l'avevamo cercato con il direttore Bottoli l'anno dell'eccellenza, lui aveva fatto 34 gol alla Morone, l'ho visto in 2 semifinali playoff, poi ha preferito la Jameson, vero? Sì, era andato in ritiro là e poi sono andato su al nord. Infatti, e poi sono contento perché da barcellonese, da ex allenatore e da DNA nasconderlo, sono felicemente contento perché quando ho qualche mezza domenica libera ho visto purtroppo con Ragusa la sconfitta, non ho portato bene, però io non credo a questa cosa. No. Tra l'altro, mister, cogliamo l'occasione per salutare il presidente del Milazzo, Mauro Versaci, che ci sta seguendo, e non lo diranno mai i barcellonesi e nemmeno i mamertini, ma comincia, secondo me qualcuno ha già segnato sul calendario la possibile data del derby il prossimo anno, se il Milazzo continuerà così in eccellenza. È sempre un grande appuntamento per il calcio dilettantistico siciliano, il derby tra Milazzo e IG Virtus. Lo è stato, io ricordo, tra l'altro tu sei stato allenatore sia del Milazzo che dell'IG Virtus, quindi l'hai visto da entrambe le panchine. Sì, spero un altro anno, quest'anno il derby sia fra 2 anni. Ah, certo, tu speri tra 2 anni, dimenticavo, hai ragione. Mi sembra logico, perché il mister ha ancora almeno per qualche mese degli impegni importanti a Modica. Sì, diciamo di sì, ma prego. No, mister, chiaro che questo è un fattore importante, ma in generale su questo campionato di Serie D che idea ti sei fatto? Perché comunque c'è un Siracusa che da qualche settimana è ritornato on fire, soprattutto dopo la scoppola in casa contro il Sambiase. Diciamo che lo sto seguendo, ho visto 2 volte giocare il Siracusa, infrasettimanale, il campionato e Coppa. È un campionato che seguo, a cui è un bel campionato. Quest'anno si è in vetta perché il Siracusa poteva fare il vuoto, poi quella sconfitta in casa con Sambiase, di nuovo un pochino riacceso dietro, si è fatto sotto
la Regina, vincendo col Favara, e quindi ora il campionato è ancora molto, ma molto combattuto. Credo che non ci sia niente di scontato né per il Siracusa né per la Regina, e queste credo che alla fine sono le due squadre che si contenderanno la vittoria finale. Pierino Concialdi, innanzitutto nell'introdurti, tu di Serie D comunque palcoscenici importanti anche di questa categoria ne hai calcati tanti, perché comunque hai militato anche tra le file di piazze, per esempio come Licata, come Akragas, come San Cataldese stessa, Città di Sant'Agata. Alcune di queste, Acireale, detto poc'anzi, alcune di queste adesso sono in condizioni sicuramente non ottimali. Tu che campionato vedi, per quanto ci sono tantissime squadre siciliane, ben 12, c'è un Siracusa in vetta, però poi c'è tantissima bagarre, tanta ressa, soprattutto lì sotto, tra squadre che ovviamente non vogliono lasciare la categoria, anche perché la Serie D comunque è una categoria molto importante, molto delicata, soprattutto in questo periodo storico per il nostro calcio. Sì, io vedo quelle due lì davanti che secondo me se la giocheranno fino alla fine, per la vittoria finale, parlando per il Siracusa e la Regina. Poi guardando il basso della classifica dispiace vedere tutte queste squadre siciliane in fondo, e mi auguro che si possano riprendere, perché comunque avere in D squadre siciliane è sempre bello e fa piacere. Alfredo, proprio in tal senso è una situazione di classifica che vede alle vostre spalle tante squadre appunto in pochissimi punti. Penso praticamente che dall'Akragas, che ha quota 14, all'Ocri che ne ha 22, sono tante le squadre che devono cercare partita dopo partita per uscire da queste famose sabbie mobili di cui parliamo puntualmente ogni volta che parliamo di Serie D. Il tuo giudizio, in particolar modo su questa criticità, su questa zona rossa? No, la zona rossa è combattuta allo stesso modo come è combattuta la vetta, ecco, con 2 sconfitte di fila rischi di navigare nei bassi fondi, mentre con 2 vittorie rischi di risalire la classifica, ecco. È una classifica abbastanza corta, ogni punto è guadagnato, quindi sarà una lotta fino alla fine, ecco. C'è stato un cambio, Claudio, a Sant'Agata di Militello, c'è stato un avvicendamento, difatti Ezio Reciti non è più l'allenatore, come c'è stato anche un cambio oggi, ma andiamo nel girone invece B di eccellenza, perché è Alessandro Settineri che è andato a sostituire mister Antonio Venuto. Cambi che secondo te possono essere assolutamente differenti, perché evidentemente a Sant'Agata c'era probabilmente una crisi tecnica già da qualche partita, non si è più aspettato invece mister Venuto, che logicamente poi aveva rassegnato le dimissioni dopo un periodo comunque forse non completo di assestamento, lo possiamo anche considerare così? Io credo che va fatto un discorso più completo, legandoci qua appunto alla Serie D. La categoria non si mantiene per il blasone solo dello stemma che hai, la categoria si mantiene con le idee, con le competenze. Non a caso quest'anno raccontiamo di 3 matricole che possibilmente si salveranno in maniera tranquilla, e sono Nissa, Enna e Paternò, perché sono dei progetti che hanno gettato basi solide e che quindi sono arrivate pronte al salto di categoria, mentre altre squadre come la Cireale, che oramai raccontiamo da anni, che resta aggrappata alla categoria tra 1000 peripezie, l'Akragas ha avuto anche dei problemi, il Città di Sant'Agata evidentemente quest'anno sta riscontrando dei problemi, evidentemente poi, come si dice, alla scogliata della neve, dicono a Bolzano, si vedono i buchi, purtroppo questo va sottolineato. Il discorso di Mesi Atletico Catania è un po' diverso, perché credo anche là ci sia dell'inesperienza dirigenziale, perché l'età media dei calciatori dell'Atletico Catania è piuttosto alta, calciatori fortissimi, Marco Trovato, Majorano, Randis, Peppe Grasso, però i metodi di lavoro secondo me di mister Venuto sono più adatti invece a un'età media un po' più bassa, carichi di lavoro importanti, sedute di allenamento piuttosto lunghe. Probabilmente quando poi tu arrivi anche in una
in un nuovo spogliatoio e cerchi subito di dettare una nuova linea e i calciatori non recepiscono, non ce la fanno semplicemente, poi si fanno queste figure. 2 punti in 4 partite, tra l'altro la partita di domenica potevano giocare 3 giorni e l'Imesa-Trigo Catania non avrebbe segnato, e quella classica partita ti gira tutto storto e poi alla fine ha vinto il Real Siracusa. Mister Ferrara, secondo te le squadre che rischiano di più la retrocessione dalla Serie D all'eccellenza sono le squadre che in questo momento hanno dei tumulti tecnici, o squadre che potrebbero anche attraversare magari delle traversie societarie, o per esempio qualche difficoltà in più anche a livello economico? Cioè come si potrebbe evolvere la situazione? Dici bene, questa è una situazione che bisogna monitorare momento dopo momento, settimana dopo settimana. Io dico sempre che per capire bisogna conoscere. Non sappiamo quello che sono le reali situazioni delle società. Mi dispiace per il mio ex Pierino Concialdi, che siamo stati 2 degli artefici della Serie D a Sant'Agata. Vederla retrocedere onestamente mi brucia il cuore, anche perché è una squadra che è un paese in cui sono rimasto pure molto legato, e perdere squadre siciliane mi sa che quest'anno faremo il boom, perché da quello che si vede sembrano proprio destinate le siciliane quest'anno a retrocedere. Poi... Ma vedi, mister, tu Locri e Pompei le vedi tanto meglio rispetto a Ragusa da Cireale piuttosto che a Licata? No, diciamo che Pompei forse alla fine sono zone ricche che secondo me trovano soldi freschi al momento, che possano magari coinvolgere qualcuno per salvare il titolo, magari escono fuori questi soggetti. Locri no, Locri lo vedo al pari delle nostre siciliane, e infatti volevo proprio dire questo, che il Locri forse è l'unica squadra calabrese che si può tirare dentro, e speriamo che la tirano e che qualche siciliana si possa salvare. A tal proposito, Alfredo, voi giocherete le prossime 2 partite, io direi non proprio da sottovalutare. Sono 2 banchi di prova importanti, soprattutto perché credo che Agragas e poi Licata punteranno evidentemente gioco forza a fare qualcosa, perché se per l'Agragas possiamo dire quella del prossimo match è quasi l'ultima spiaggia, il Licata comunque in crescita e tra 2 settimane andrà a rendervi visita al Contra Sparona. Sì, andremo ad affrontare 2 squadre che hanno bisogno assolutamente di punti. Sapremo gli ambienti che troveremo. Ad Agrigento dovranno vincere a tutti i costi, però andremo a giocare come stiamo facendo in queste ultime partite. Poi il Licata lo avremo in casa, quindi magari è un ambiente diverso, però dobbiamo affrontarle con la giusta mentalità, perché se no rischi di buttare, diciamo, in aria tutto quello che abbiamo raccolto fino ad ora nelle ultime partite, ecco. Ci sono, Claudio, tantissimi messaggi di complimenti per Alfredo Trombino, attestati di stima, si legge soprattutto attaccante di razza, attaccante importante, ottimo giocatore, complimenti a Siracusa. Evidentemente Alfredo lascia il segno, sei contento, perché comunque anche così, come dire, i complimenti fanno sempre piacere. Certo, questo sicuramente. Sono felicissimo, sono contento. Per un attaccante i gol, diciamo, è la cosa più importante. Poi naturalmente ancora meglio se i gol portano al raggiungimento di risultati, e sono importanti soprattutto per la squadra. Anche Claudio, perché andiamo Alfredo sì, incarna anche un po' quello che è l'attaccante moderno, l'attaccante che ogni allenatore vorrebbe. Io ho visto in atto domenica da Bordocampo l'attaccante della Cireale, mi ha fatto veramente impressione, perché è una bestia, sembra veramente l'alter ego di Lukaku, cioè anche come toccava la palla, si vede uno fa il reparto da solo, però Alfredo
ha sempre fatto con la Grappoli, si è sempre messo a disposizione della squadra. Io ricordo una sua partita commovente che fece con l'Ocri in casa, dove non ha trovato il gol, ma ha fatto una partita a strappi, come difende la palla, come cerca la porta, come cerca l'assist per il compagno, e riesce a mettere insieme queste due cose. Il mister mi confermerà che è letale in area di rigore, ma è anche importantissimo per la squadra. Poi mister, avere Trombino con Cialdi come coppia d'attacco, anche oggi ce ne andremmo a fare la guerra un po' dappertutto. Scusate se vi interrompo. Io facevo il tifo per Pierino Concialdi perché giocava al paese mio, a Montalto. Andavo allo stadio a vederlo quando ero piccolo. Tantissimi anni fa, nel 2010. Tantissimi anni. Sì. Ma c'avevi i capelli, Piero? A Montalto? No, ci avevo sbagliato. È stata una bellissima esperienza lì, è stata. Peccato che alla fine, all'ultima giornata, non abbiamo vinto il campionato. Mi ricordo. È bello il mondo del calcio è anche questo, perché poi si legano esperienze vissute o ricordi, in questo caso pazzeschi. Tra voi vi separano comunque addirittura 12 anni, credo, però il calcio 97, sì. Pierino 89, quindi comunque ci sono comunque non 12 anni, 9, scusate, 8 anni. Però insomma con 8 anni si può anche essere compagni di reparto. Certo, assolutamente. Claudio, andiamo ai gironi di eccellenza. Partiamo dal girone B. C'era una partita che era fondamentale per capire se potesse esserci il fuori le seconde, l'avevamo soprannominata così. Hanno fatto le fortune del Milazzo, perché di fatti un pareggio permette al Milazzo di mettere 4 punti sul Modica e ancora 7 sul Vittoria. Tu che idea ti sei fatto? Perché è un campionato molto avvincente, però fino a quando il Milazzo è davanti vuol dire che noi diciamo sempre meritatamente. Il Milazzo è avanti con merito, il Milazzo è avanti perché è una squadra che ha spirito di appartenenza, però più che della partita di domenica, che è stata una partita veramente combattuta, si deve sottolineare la cornice di pubblico che c'era al Gianni Cosimo di Vittoria. Cioè veramente uno stadio che esplodeva di passione. Per un campionato regionale non è normale vedere una coreografia in curva, la tribuna piena, i tifosi che da Modica hanno gremito gli spalti del loro settore ospiti, quindi questi comunque sono buoni segnali. Al netto poi, se il Milazzo meriterà di vincere questo campionato, saremmo contenti. Io sarò particolarmente contento da messinese, però quello che devono capire le società, che ripetiamo ogni settimana, che anche non vincere campionati non vuol dire perdere, vuol dire aver messo un mattoncino per fare qualcosa di importante. In tal senso, una domanda che avrei voluto fare a mister Ferrara, perché per esempio il Vittoria sembra avere la necessità di dover vincere subito il campionato. Il Vittoria è salito dalla promozione l'anno scorso e quest'anno fa i playoff, non succede niente, mentre a Modica, se negli scorsi anni erano state fatte squadre anche in maniera secondo me un po' disorganizzata, cioè gettando soldi, cercando sempre di inseguire questa capolista, io credo che quest'anno siano state fatte le cose in maniera con criterio, scegliendo anche un allenatore che conosce la categoria. Mister, volevo capire se effettivamente le hanno messo della pressione e l'ansia sul fatto che debba vincere per forza il campionato, o se anche se il campionato dovesse andare al Milazzo, questo progetto può comunque proseguire. Beh, l'ansia. Io credo che tutti vorrebbero avere l'ansia di allenare una squadra importante in una città importante, e che da 2 anni io posso parlare di quello che sto vivendo. Io ho costruito insieme al direttore Pidino una squadra tutta nuova, sono rimasti solo Palmisano e Incadasciato della passata stagione, poi tutta nuova. Dico sempre che i giocatori prima di essere giudicati vanno allenati, qualche scelta è stata fatta sbagliata, quindi in corsa si è cercato di recuperare, si è cercato di prendere i giocatori che secondo il metodo che il direttore è voluto subito sottolineare, che noi dobbiamo creare un metodo di lavoro, dobbiamo creare una base e dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile, perché
credo che non vince la squadra che spende più soldi. Quella è sempre stata una mia idea, anche dettata dal fatto che tutti i campionati rispetto agli anni passati sono sempre campionati diversi. Noi in questo girone di ritorno penso che abbiamo fatto e stiamo facendo un grandissimo lavoro, perché all'inizio, ripeto, qualche risultato non è venuto, perché magari parlare di sfortuna o parlare di episodi si sta tanto parlando di Milazzo, ma credo che i fatti, uno scontro diretto di Milazzo che il presidente Ellini ha visto, è una partita ormai se n'è incanalata sullo 0-0, era finita, dico un episodio di una rimessa laterale a favore nostro, dell'arbitro veramente la concede e fanno un gol 97esimo, fischia alla fine, voglio dire, togliamo i 2 punti a Milazzo, mettiamo un punto a noi. Dico solo quella partita. Io l'episodio della partita, poi ripeto, il campionato è lungo, domenica, aveva fatto vedere solo i gol, dico, siamo comuni mortali, siamo dilettanti della pedata, sento parlare gente, esprimere giudizi, partita da terza categoria, squadre che spendono milioni di euro, ma io vorrei metterli, come diceva pure bene il mister del Vittoria, su un campo che era veramente al limite della pratica, non si reggevano in piedi, fare 2 passaggi o fare un fraseggio diventava impossibile. Voglio dire, tutti parlano, tutti danno giudizi, andiamo alla fine. Io credo che i conti, diceva, si fanno sempre alla fine. Per ora aspettiamo prima di dare i giudizi. Noi, ripeto, domenica avevamo una partita in mano, dopo l'1-0, immagino hanno fatto vedere solo i gol. Noi con Schembra avevamo la palla del 2-0, per tu abbiamo fallito, la legge del calcio chi sbaglia paga, abbiamo preso 1-1. Attenzione, voglio fare un grande applauso alla società del Vittoria per l'accoglienza, per il grande senso veramente di responsabilità, d'attaccamento, anche per il gemellaggio con i tifosi del Modica. Quella è stata forse la cosa più bella di tutta la giornata, una bella giornata di sport. Poi in campo, sai, quando la posta in palla è così alta, non è facile per nessuno. Poi ripeto, siamo dilettanti della pedata, se siamo in eccellenza siamo da eccellenza, tutti. Quindi sento discorsi, chiacchiere, noi facciamo parlare il campo. Voi arriverete alla partita del 9 marzo, segnata ormai in rosso sul calendario, Modica Milazzo, ci saranno 5 partite da vivere, tutte d'un fiato. Voi sareste contenti di arrivarvi con che tipo di atmosfera o che tipo di punti in classifica? Perché voi dovete affrontare Mister Bianco, andrete a Via Grande in casa dell'Atletico, ospiterete la Nebros, andrete in casa di un Real Siracusa molto giovane, poi andrete appunto a giocarvi questa partita in casa che evidentemente, dico, potrebbe essere decisiva, probabilmente sarà decisiva. Ma prima di essere decisiva quella dobbiamo vincere queste, a partire dal Mister Bianco di domenica. Voglio dire, io non le faccio, non li ho mai fatti da quante che alleno, figurati se le posso fare ora. Io step dopo step, io guardo Mister Bianco, mi concentro sul lavoro di Mister Bianco e basta. Poi guardo sempre e penso di vincere le mie partite e poi vediamo. Non lo so come arriveremo, dove arriveremo. A questa partita del 9 marzo oggi è l'ultimo dei miei pensieri, veramente. Sono concentrato alla partita di domenica, basta, ripeto, sono sempre abituato così, a valutare così, a fare calcio così. Non ho segnato il rosso nessunissima data, quando verrà si vedrà. Chiaro. Poi siamo ad un punto, è chiaro che siamo ad un punto oggi da Milazzo. Ci sono... Perché se devi vincere il campionato, quella dai per scontata che la vinci. No. Chiaro.
Stavo cercando di capire se avevo una classifica sbagliata, ma No, in realtà il mister va interpretato. Io ce l'ho avuto, io sono stato sia suo calciatore e suo addetto stampa. Quindi giuro sulla cosa più il sacra mister avevo va paura di aver interpretato. detto una fandonia, quindi scusami mister. Pierino, Milazzo, Modica, Vittoria, qual è la tua favorita? Però ti prego di essere sincero, non perché il mister ce l'hai qui Favorita, sotto. no, favorita nessuno, nel senso io spero e mi auguro che alla fine possa vincere questo campionato il mister, perché io ho avuto il piacere di essere stato allenato da lui e so quanto è preparato e quanto amore ci mette per questo sport, quindi alla lunga spero che possa, possa essere lui il vincitore insieme alla sua squadra. Penso che comunque sarà un campionato aperto fino alla fine, che anche se il Milazzo in questo momento ha 4 punti di vantaggio, dico non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Se la giocheranno fino alla fine, di qua fino alla fine, tutto qui. Alfredo, per te, stante a quello che dice la classifica, poi tra l'altro ci suggeriscono anche il campionato che sta facendo la Nebros, la squadra sostanzialmente di Jaga di Piraino, sta facendo un campionato importante, quarta assieme all'Avola, altra squadra probabilmente rivelazione, allenata da mister Attilio Sirugo. Alfredo, secondo te la tua classifica dei valori? Guarda, secondo me il Milazzo sta facendo un grande campionato, forse impensabile da inizio stagione. Per ora giustamente si trova in questo punto di classifica, se la giocherà fino alla fine. Il Modica del mister sicuramente gli darà filo da torcere, sarà un campionato avvincente fino all'ultima giornata, ecco. La Nebros stessa sta facendo bene anche, si è rinforzata pure con l'arrivo di Mattia Trovato che era qua con noi a inizio stagione, quindi ripeto è un campionato avvincente, chi lo vincerà sicuramente farà una grande cosa, ecco. Pensavo prima, Claudio, alle tue parole, soprattutto a quello dei progetti che hanno anche, come dire, slancio nella programmazione. L'Atletico attualmente è fuori dalla zona playoff, ma in settimana ha firmato, perché fino ad allora credo che fosse soltanto un pourparlers, diciamo, molto sereno, però ha firmato un 6+6 con il Francesco Russo di Via Grande, che noi sappiamo apprezzare, perché è un campo che già quando era in terra battuta era molto romantico, no, Claudio? Oggi è un signor campo. E oggi è un punto di riferimento nel territorio etneo, ma parlando di progetti di slancio ti fornisco un assist e passiamo al girone A, perché l'Athletic Club Palermo, società che viene alla provincia, ex Resuttana San Lorenzo, Sì. posso dire che per lo stesso motivo, non a caso ha un calciatore come Concialdi in rosa, come lui c'è Raimondi, c'è Matera, anche se ormai Pierino sei rimasto forestiero a casa tua, perché sei in una tana di argentini. L'Athletic Club Palermo, non lontano qui a 2 mi trovo io a Palermo, in via Libertà, ha la sua sede, ha il suo punto vendita dove passo le immagini, cioè solo affittare un immobile qua in via Libertà ti posso dire che è una Claudio, spesa se ne piuttosto parla benissimo importante. di Athletic Club Palermo. Però Palermo. ora finalmente è la seconda squadra di Palermo a tutti gli effetti, e se dovesse centrare la Serie D darebbe slancio a tantissimi giovani palermitani che poi vengono distribuiti in giro per la Sicilia, dove probabilmente lo step giusto è il campionato di eccellenza, la Serie D prima di passare a un professionismo, è quello che è sempre mancato a Palermo, e questo è importante, hanno capito, l'ha capito una società che viene alla provincia e che sta facendo le cose fatte veramente per bene, credetemi. Andate a visitare lo store dell'Athletic Club Palermo in via Libertà, Piazza Croci, perché veramente sembra uno store di una società di Serie A. Questo già da una misura di quello che è il progetto, anche se ovviamente qua stiamo parlando di merchandising, di immagine, ma anche questo ai giorni nostri può darti una tara di quelle che sono le intenzioni della società. Pierino, raccontaci proprio tu, a suffragio delle parole proprio di Claudio Costanzo. È una società che vuole crescere, sta crescendo giorno dopo giorno e punta sempre a fare bene, con serietà e con programmazione soprattutto.
in società ci sono gente seria, gente che vogliono diventare realmente la seconda squadra di Palermo, in modo di poter dare tanto spazio ai giovani, perché ci sono tanti giovani validi che purtroppo non vengono visti nel modo giusto. E questa è una bella realtà che è appena nata comunque. Giocate in casa al Salvatore Favazza di Terrasini. Tra le altre cose la società ha tenuto a specificare che si stanno risolvendo i problemi che comunque non erano addebitabili ovviamente alla vostra realtà, ma al comune di Terrasini, che comunque si è prodigato, e probabilmente dalla prossima si giocherà a porte aperte. Questo già comunque è una buona cosa, no, Pierino? Sì, certo, una buonissima cosa, ma ci può essere anche la possibilità, per quello che so, che possiamo anche giocare a Velodromo, il centro sportivo dove noi ogni giorno facciamo gli allenamenti. Mi sarebbe ancora più bello e più importante comunque. Pierino, Claudio diceva che comunque sei rimasto tra i pochi palermitani, non so se fosse una battuta, ma in realtà il linguaggio del calcio è internazionale, per voi lo è? Sì, in squadra abbiamo tanti argentini, però siamo pure tanti italiani, tanti ragazzi di Palermo siamo, quindi abbiamo un bel gruppo e ci troviamo tutti bene, anche con i ragazzi argentini, sono tutti ragazzi eccezionali, tutti ragazzi che si mettono sempre a disposizione. Tra lo spagnolo e il dialetto palermitano di sicuro non si parla italiano, non si parla italiano in quello spogliatoio. Infatti noi per non sbagliare lo sai che facciamo? Accendiamo la musica. Esatto. Senti una cosa, Pierino, tu senti un po' anche la Coppa Italia tua, perché con lo Sciacca, squadra nella quale hai militato nella prima parte, comunque hai dato un contributo. Tra l'altro lo Sciacca, se non vado errato, ha eliminato proprio l'Athletic Palermo in un turno precedente, oltre che il Gela. Sì, è stato per un errore di un giocatore squalificato e hanno vinto la partita a tavolino. Però dico, adesso lo Sciacca è terzo, ricordi passati, comunque è stata una bella esperienza, penso. Sì, io posso parlare solo bene di Sciacca, mi sono trovato benissimo, è una società che comunque a me mi hanno accolto bene, mi hanno fatto sentire sempre a casa e da un lato sono pure contento che alla fine sono riusciti a raggiungere un obiettivo. Anche perché all'inizio ho contribuito pure io a dare il mio contributo per raggiungere questo obiettivo, quindi un po' me lo sento, anche se sono dispiaciuto per i miei compagni, perché ci tenevo che la vincevo con la mia nuova squadra, che era l'Atletico Palermo. È chiaro, con una roulette russa, Francesco, partiamo dal mister e poi andiamo con Piero e Alfredo. Mister, i due calciatori più forti che hai allenato, Alfredo e Piero, i due compagni di squadra più forti che avete giocato. No, dai Claudio, mi metti in difficoltà, sono tantissimi. Tu puoi arrivare fino a 5, dai. No, dai. Facci fare i titoli, mister, che domani dobbiamo lavorare. Sono cose antipatiche, dai. Quello che ti senti più tuo a livello di crescita personale, no? Ne ho allenati tanti, poi qualcuno... Oramai sono passati troppi anni, mister, potresti dimenticare. Ma diciamo che Cannavò era uno di quelli che Antonio ha iniziato, che io ti dico sempre, ti ricordi, l'ho preso dalla spazzatura, dal bidone della spazzatura, ho usato questo termine. Lui sa, suppongo che sappia. Sì. Bocca di Caprileone, prima esperienza, e poi col mister. No, Igea, prima esperienza. Sì, Igea, poi Bocca, e poi lui tramite qualche amico è andato a Licata, dove ha fatto il capocannoniere. Diciamo che è uno di quei giocatori che e poi uno è qua presente, Pierino a Sant'Agata, diciamo che sono stato allenatore di un tre quarti o punta esterna a piede invertito, play, ti ricordi, no?
mi prendevano per pazzo, diceva che quello che fa vedere Guardiola quando mette Bernardo Silva dentro il campo, tu hai provato a farlo in diciamo eccellenza. che siamo, ripeto, dilettanti della pedata. E niente, questi qua sono, poi ne potrei citare tanti, però dai, Alfredo, tu così. invece? Mi metti in difficoltà pure a me, ce ne sono un sacco, tanti, però che mi vengono in mente, te ne dico due con cui ho condiviso lo spogliatoio i primi anni che ho giocato, il primo anno a Gela, che ero under, c'era Giuliano Alma e Tommaso Bonanno, che è stato poi l'annata che l'ha fatto diciamo esplodere in questo girone, ecco. Piero? A Pierino la faccio io la domanda: quali sono le squadre che hanno lasciato più il segno nella tua carriera? Perché tu, Pierino, comunque squadre nelle quali hai militato, una carriera comunque lunga, sei un classe 89, ma hai giocato davvero in tantissimissime squadre. Vuol dire che è tutta esperienza, vuol dire che è tutta qualità. Quali sono quelle che magari tu alle quali sei più affettivamente legato? Perché poi la carriera di calciatore è una carriera che comunque spesso e volentieri anche molto, come dire, veloce, no? Sì. No, ma io sono legato in tutte le piazze in cui sono stato, perché comunque mi sono trovato in tutte bene, tutte mi hanno lasciato qualcosa, anche a livello umano mi hanno fatto crescere, quindi ho bei ricordi in tutte le piazze in cui sono stato, a partire da Licata, Agras, Giarre, Sant'Agata, Sciacca, Misilmeri, Montalto, San Cataldese. Sono tutte esperienze belle, tutte esperienze che porterò per sempre nel mio cuore. E i giocatori, i compagni di squadra? Come giocatori, uno su tutti per me è Giovanni Di Somma. E poi un altro attaccante che secondo me, penso che ho avuto la fortuna di averlo in squadra, e sicuramente il nostro bomber lo conosce, Ciccio Piemontese. Mamma mia, che giocatore. Mamma mia, fortissimo Ciccio. E con lui, l'annata eri con lui là a Montalto, vero? Sì, poi abbiamo giocato pure insieme a Corigliano. Sì, mi ricordo. Penso che se lo ricorda pure il mister, penso. E come no? Però su tutti Giovanni Di Somma. Giovanni Di Somma, quindi riportiamo i saluti a Giovanni Di Somma, che senz'altro sarà contento e caffè pagato. Io vi ringrazio tutti, sono stati sicuramente anche per questa seconda parte, ma in generale anche per la prima, una puntata di tanti contenuti. Claudio Costanzo, un ringraziamento, ci vediamo ovviamente la prossima settimana per parlare di un nuovo weekend di calcio giovanile e dilettantistico siciliano. Grazie Claudio. Grazie a voi e tanti nuovi progetti, perché ora entriamo nel clou della stagione. A breve ufficializzeremo un nuovo progetto che ci riporta sulla carta stampata, ma di lì ancora torneo delle regioni, Sicily Football Cup, tanta carne al fuoco. Credo che abbiamo capito cosa vogliamo fare e stiamo cercando di farlo al massimo delle nostre possibilità. Sempre con grande passione e professionalità. Mister Pasquale Ferrara, grazie, in bocca al lupo al tuo Modica. Grazie, crepi il lupo e un forte abbraccio a tutti. Grazie mister. Ad Alfredo Trombino, grazie della tua partecipazione, complimenti. Grazie a voi. Continua a fare gol, Bomber. Grazie mille, buona serata. E un ringraziamento a Piero Concialdi, assist e vittoria per l'Athletic Club Palermo. Grazie a tutti voi, una buona serata. Grazie ancora, è stata una grande puntata. Vi saluto e ci vediamo martedì prossimo, sempre con Fuori Gioco, quando a parlare non è solo il campo.